Questo è il Cannonau, questo vitigno straordinario, l'uva di Cannonau che noi utilizziamo per creare il nostro Sochic. Cannonau di Capoferrato, dunque qui in Sud Sardegna, sulla zona di Castiadas, Costarei e Villasimius. È una sottozona del Cannonau e il Sochic è un DOC di Cannonau di Capoferrato. Voglio mostrarvi oggi qualcosa che è importante da spiegare. Vedete che quest'uva è a bacca rossa, ok? Anzi molto rossa, perché il Cannonau è molto conosciuto per il suo vino rosso che è veramente di un rosso profondo. Allora, quello che forse voi non sapete è che se io apro quest'uva, quello che è dentro, il succo dell'uva, non è rossa, vedete? È diciamo in colore, ok? Dunque avete capito come si fa il rosé. Prendiamo l'uva di Cannonau, ok? E la squarciamo, ok? Poi, se vogliamo avere un colore pallido del nostro rosé, che è il caso, non lasciamo troppo tempo le bucce in contatto con il succo, ok? E dunque qualche ore. Questo è il lavoro dell'enologo che lavora con noi per guardare durante la notte, perché la vendemmia è fatta durante la giornata, poi tutto è messo dove lavoriamo, e durante la notte noi andiamo a decidere a che ora togliamo le bucce per non essere più in contatto con questa meraviglia che farà un grande vino. È così che si fa il rosé. È molto delicato perché se lo lasci troppo tempo allora il rosé diventa molto rosato, e se non lo lasci abbastanza tempo il rosé non ha gusto. Dunque è tutta la scienza dell'enologo e di noi di sapere a quale momento il Sochic è quasi pronto. Poi ci saranno qualche mesi, ma è questo, è così che si fa. Capito? Amici, a presto, ciao!